Vittoriese, l'architetto Maria Cristina Scalet. Direttrice, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo degli eroi della Grande Guerra, questi personaggi che hanno vissuto in modo un po' particolare, e di eroi ce ne sono anche a Vittorio Veneto. Parleremo oggi di uno straordinario personaggio, Alessandro Tandura, e di questo personaggio ce ne parlerà una volontaria del Servizio Civile Nazionale, la dottoressa Francesca Daros, laureata in Scienze del Turismo all'Università di Udine. Andiamo a conoscere meglio la vincente storia di Alessandro Tandura. La Grande Guerra è fatta anche di atti di eroismo e di veri e propri eroi. Alcuni, come dicevamo poco fa, sono legati alla città di Vittorio Veneto. Uno di questi è Alessandro Tandura. E allora cerchiamo di scoprire un po' di più chi era questo personaggio. Francesca Daros, chi era allora Alessandro Tandura? Alessandro Tandura è una figura di rilievo nella Grande Guerra, ma soprattutto per la città di Vittorio Veneto, in quanto è cittadino di Vittorio Veneto, nasce nel settembre del 1893 e è stato sempre coinvolto nella guerra, ma il vero contributo che ha portato in questa prima guerra mondiale è sicuramente la sua missione di intelligence durante la seconda fase dopo Caporetto. Infatti siamo nel 1917, c'è stata la disfatta di Caporetto, gli austro-ungarici hanno occupato tutta la parte settentrionale della provincia di Treviso, quindi anche Vittorio Veneto. C'è bisogno di qualcuno, come dire, che capisca qual è la situazione oltre le linee e passi le informazioni all'esercito italiano, ai nostri comandi, e Alessandro Tandura viene scelto proprio per questo. Esattamente, diciamo che le azioni di spionaggio al tempo non erano molto sviluppate, sono proprio le prime azioni queste, quindi con ancora molte incertezze nello sviluppare queste missioni. Alessandro Tandura viene scelto proprio perché, essendo nato a Vittorio Veneto, conosceva il territorio, aveva sicuramente degli agganci a livello sia familiare sia di amicizia, e questo poteva permettergli di sviluppare la sua missione in tranquillità, anche se, come si sa, sviluppare una missione di spionaggio di sicuro non è da star tranquilli. Un'azione molto pericolosa fin dall'inizio, fin dal modo in cui Alessandro Tandura arrivò appunto oltre il fronte. Esatto, Alessandro Tandura è stato paracadutato, è il primo paracadutista in azione militare. Venne calato per sua scelta, non tanto per sua scelta in quanto venne proprio catapultato fuori da questo velivolo, e lui ha avuto la prima grande fortuna, è quella di atterrare sano e salvo, questo poco ma sicuro, e dopo l'atterraggio iniziava la vera missione, nascondere le sue tracce, nascondere il paracadute, trovare un rifugio, trovare del cibo e iniziare a tessere quei rapporti di aiuti che potevano costargli veramente le informazioni preziose. Infatti lui riesce a trovare aiuti grazie a la sorella Emma Tandura e la moglie Maddalena, le quali sono importantissime in quanto gli portano informazioni veramente importanti sullo spostamento delle armate austriache proprio nel comando di tappa presso Vittorio Veneto. Perché ovviamente la sorella e la moglie, come il resto della famiglia, erano rimaste a vivere nella città natale occupata. Tra l'altro, appunto, siamo nel 1917 e le comunicazioni sono molto complesse di per sé, non ci sono
i mezzi attuali. Come passava queste informazioni Tandura ai suoi referenti nell'esercito italiano? Esatto, questa è una parte molto delicata perché raccogliere informazioni era molto, molto difficile, ma una volta raccolte bisognava mandarle, inviarle al di là del confine. Quindi c'erano due modalità concordate precedentemente la missione. La prima era tramite piccioni viaggiatori addestrati proprio per portare il messaggio di nuovo al di là del confine, e un'altra modalità era le lenzuola. Venivano stese delle lenzuola fuori da alcune abitazioni decise a priori, e queste lenzuola davano delle informazioni standardizzate soprattutto sul numero di armate nemiche. Questo era molto difficile perché bisognava trovare anche case di solito di contadini disposti a rischiare, proprio perché gli austriaci avevano inteso che c'erano persone che passavano informazioni. Di conseguenza non era così semplice anche trovare persone che collaboravano insomma con Tandura, quindi è stata una missione veramente difficile. Tra l'altro anche gli stessi piccioni viaggiatori venivano paracadutati oltre le linee, anche qui c'era qualche disavventura. Esatto, era una disavventura anche quella, perché bisognava trovare il piccione e allegargli il messaggio alla zampa, però non era così semplice, non era così scontato che il piccione tornasse alla base, diciamo. C'è da dire che in tempo di guerra c'era anche molta fame e un piccione poteva essere un pasto per un contadino o per la famiglia, quindi non era così semplice trovare il piccione per poter reperire il messaggio, questo è certo. Sì, appena lanciati bisognava recuperarli in fretta, perché sennò qualcun altro poteva appunto metterlo allo spiedo o in forno. In questa missione, insomma, abbiamo capito davvero pericolosa per le modalità in cui si è svolta, e lo stesso Tandura ha rischiato personalmente anche alle volte. Tandura ha rischiato e è stato anche fortunato, perché una missione, affinché vada a buon fine, deve essere sicuramente ben organizzata, ma una buona componente si basa anche sulla fortuna. Infatti lui all'interno della sua missione venne catturato 2 volte. La prima perché ha tentato di entrare in Vittorio Veneto per andare a salutare i genitori, e viene fermato da due poliziotti dell'esercito austriaco e viene condotto in prigione. E di lì furbescamente riesce a scappare e tornare alla base dove era rifugiato presso il Visentin. Una seconda volta invece viene catturato proprio agli sgoccioli della sua missione e venne fatto prigioniero e portato in un treno che era diretto verso la Serbia, e lui riesce a scappare lanciandosi da un finestrino rotto, quindi anche lì un po' di fortuna perché era capitato in un vagone proprio con questo finestrino rotto, e nel momento in cui il treno rallenta lui prende coraggio e salta fuori da questo treno e inizia a correre più veloce che può tra gli spari dei soldati austriaci, e riesce anche qui a mettersi in salvo. E alla fine riesce a portare a compimento la sua missione con buon esito. Le informazioni che ha fornito si sono rivelate preziose, tanto che poi appunto ha meritato anche un riconoscimento, una medaglia d'oro. Sì, certo, le informazioni che ha portato Tandura al di là del confine sono sicuramente state molto preziose per il buon esito della guerra, e questo le ha portato sicuramente questo riconoscimento molto importante, che è la medaglia d'oro al valor militare, proprio perché non ha mai rinunciato a portare a termine la sua missione, quindi questo gli rende onore sicuramente.
Una figura davvero affascinante e forse non conosciuta come dovrebbe, quella di Alessandro Tandura, ufficiale degli Alpini Vittoriesi, medaglia d'oro al valor militare, primo paracadutato in zona di guerra. Noi ringraziamo Francesca Darós per avercelo fatto conoscere un po' di più, grazie. Grazie a voi. E vi diamo appuntamento alla prossima puntata del nostro ciclo dedicato al Polo Museale della Grande Guerra di Vittorio Veneto, al suo patrimonio.